Allora, dottoressa Bosic, lei è stata una nostra laureata. Intanto ci racconti che tipo di laurea lei ha conseguito da noi all'Università di Udine? Allora, io ho conseguito una laurea triennale in diritto per le imprese e le istituzioni. Diciamo che mi sono orientata in quello che è il percorso istituzioni, quindi le materie che hanno interessato il mio ciclo di studi si sono prettamente, diciamo, orientate su quello che è il diritto. Quindi ecco, io mi sono orientata in questa triennale che mi ha permesso appunto, conclusa la triennale, di accedere alla pratica. E, e quali sono stati i momenti di maggiore difficoltà e quelli di più alta soddisfazione in questo percorso accademico, in questi 3 anni? Ma io all'università l'ho sinceramente vissuta con molta gioia e con molta, non dico spensieratezza, però diciamo che forse ecco il primo anno è stato un anno che credo per tutti gli studenti sia un po' un anno nel quale bisogna imparare ad orientarsi, ad organizzare il proprio studio. Quindi il primo anno mi ricordo la prima sessione di esami nella quale il mio primo esame per me sembrava un ostacolo insuperabile. Ecco, mi ricordo la prima sessione ero in panico, sinceramente, ma perché dovevo capire come organizzare lo studio. Quindi, sinceramente, ecco, il primo anno è stato un anno un po' di primi obiettivi da superare. Poi però ho capito il metodo di studio, almeno il mio metodo di studio, che alla fine per me ha sempre funzionato. Sicuramente poi ovviamente l'obiettivo, la più grande soddisfazione è stata la laurea, ma sembra scontato dirlo, però per me lo è stato, perché coronare un ciclo di studi e viverlo in maniera felice, cioè me la sono veramente goduti, quindi sono stati 3 anni, però me li sono goduti, quindi una soddisfazione grande è stata sicuramente la laurea. E quindi la materia più ostica, dove hai riscontrato più difficoltà, qual è stata? Il primo esame? No, la materia più ostica per me è stata diritto tributario. Che incontra adesso nella sua professione. Esatto, esatto. Paradossalmente, diritto tributario è stata una materia che per me è stata ostica, l'ho superato al primo colpo, per fortuna, perché ho capito che è una materia abbastanza logica, quindi quando ho capito determinati meccanismi, poi non è stato un imparare a memoria, ma ho capito determinate cose e quindi l'ho l'ho digerita, però sì, sì, diritto tributario assolutamente è stato. E quella più interessante, ovviamente dopo diritto del lavoro. Dopo diritto del lavoro, allora, diritto del lavoro io sinceramente l'ho sempre vissuto con molto interesse perché io ho sempre lavorato durante i miei 3 anni di studio, quindi dal avere anzi, dal non avere un contratto di lavoro a quando diciamo ho concluso i miei studi all'istituto tecnico, quindi dopo il diploma io mi sono diplomata, ho fatto la mia cosiddetta stagione a grado e dal non sapere quali erano i miei diritti da lavoratrice, poi pian piano intraprendendo poi gli studi di diritto del lavoro ho capito quello a cui avevo diritto, quindi veramente studiare una materia e poi capire nella pratica cosa ti serve quello studio fa tutt'altro. E quindi sì, ovviamente il diritto del lavoro è stato in primis un qualcosa che mi ha davvero interessata. Un'altra materia però sulla quale io ho basato alla fine la mia tesi di laurea, che diciamo cioè non c'entra tra virgolette nulla con il diritto del lavoro, è stato il diritto amministrativo. Il diritto amministrativo mi è piaciuto molto, ma perché mi ha molto anche coinvolto il professor Cohen, il professore con il quale io ho svolto la mia tesi di laurea, mi ha coinvolto molto nella materia proprio per il suo modo di spiegare le cose, mi ha sempre veramente coinvolto nelle lezioni, quindi la materia l'ho digerita benissimo, mi è piaciuta davvero tanto, anche se gli argomenti non è che tutt'oggi io li tocchi con mano, ecco, però sì. Senta, lei ha detto che ha fatto un istituto tecnico, quindi già durante il percorso di studi della scuola superiore lei aveva in mente poi di iscriversi a giurisprudenza o a una
uno dei corsi di laurea di giurisprudenza, cioè ha maturato un po' questo interesse durante il percorso scolastico? Sì, diciamo di sì, perché io durante i miei 5 anni di istituto tecnico comunque ogni anno ho affrontato il diritto, quindi diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto civile, quindi ho capito che bene o male tutto quello che attiene lo studio del diritto mi piaceva. Poi una volta diplomata il mio diploma era quello di ragioniera, ma ho capito che la materia non mi interessava più di tanto e ho altresì capito che un domani per avere un determinato futuro la laurea oramai è fondamentale e soprattutto credo che anche a livello proprio di esperienza che uno deve fare, a mio avviso, che consiglio a chiunque di fare, è sempre bene comunque provare almeno ad iscriversi all'università, a provare questo percorso, anche proprio per un'esperienza propria. Poi se va bene, se va male, questo sta a noi, comunque nell'impegno che noi ci mettiamo. Io sinceramente non avevo, ma come anche nella consulenza del lavoro, io non parto con l'obiettivo, ad esempio, di laurearmi, io parto con l'obiettivo di capire se una cosa mi piace davvero, quindi io ci provo. Ho provato, ho visto la possibilità di questa triennale di diritto del lavoro e di diritto per le imprese e le istituzioni, che puntava anche molto sull'economia, quindi sulla ragioneria, su tutte quelle materie che ho studiato anche durante le superiori. Quindi ecco, appena ho visto questa possibilità di questa triennale mi sono subito buttata e ho provato. Ecco. E invece per quanto riguarda la sua scelta professionale, quando ha iniziato a maturarla, di fatto? L'ultimo anno, nel senso che io l'ultimo anno credo che come tanti studenti mi sono trovata un po' a cercare di capire cosa volessi fare nella vita e come detto prima avevo già avuto delle esperienze lavorative e più nello specifico avevo avuto delle esperienze lavorative in quello che era l'amministrazione del personale all'interno di un'azienda e avevo capito che mi piaceva, comunque il diritto del lavoro mi attraeva, soprattutto perché anche tutt'oggi mi dà molta soddisfazione anche nelle piccole cose che per me sono sciocchezze, dare delle risposte che ad altri cambiano a volte la giornata. E avevo capito che era proprio questo che mi spingeva poi ad orientarmi sulla professione di consulenza all'interno del diritto del lavoro. Quindi volevo un qualcosa attinente alla materia giuslavoristica. Ero un po' impaurita dall'avvocatura e ho scoperto un po' per caso, ecco, parlando con i colleghi attraverso diversi convegni, che esisteva la consulenza del lavoro e il fatto di poter avere la possibilità di 18 mesi di pratica nei quali testare appieno se il lavoro mi piace o no, perché secondo me è fondamentale fare un lavoro che ti appassiona, ti piace, cioè è inutile, secondo me, almeno a mio avviso, fare un lavoro nel quale ti svegli ogni mattina e sei stressato e demoralizzato e non hai voglia di alzarti dal letto e quindi ho detto cavoli, 18 mesi, perché non provare? Anche lì non mi piace, cambio, torno all'università, vado avanti, provo altro, quindi sicuramente la possibilità di provare concretamente il lavoro mi ha assolutamente spinta a fare questa decisione. A proposito, diciamo, sta mettendo in luce il fatto che la pratica è molto rilevante, proprio, forse bisognerebbe chiudere qualche microfono, proviamo Gianluca, magari io e te ci alterniamo perché sento dei fruscini. Ah, ok. Voi, ci alterniamo tra di noi. Quindi la pratica è un momento importante proprio per mettersi alla prova, per mettere alla prova se stessi, ma per mettere alla prova anche il contesto, perché in fondo lei non sapeva bene che cosa significava diventare consulente del lavoro, cioè lo ha vissuto in prima persona. Allora, senza fare nomi, perché i nomi non ci interessano, però diciamo come ha vissuto questa esperienza della pratica, che cosa possiamo dire ai giovani che ci ascoltano relativamente proprio a questo momento in cui in fondo
si sperimenta qualcosa, si è messi alla prova e si cominciano a restringere anche le scelte, perché se è vero che si identifica una strada principale, è anche vero che si restringono le proprie scelte di vita nel momento in cui ci si indirizza verso un'opzione piuttosto che altre, quindi si abbandonano le altre opzioni. Che consigli vogliamo dare ai giovani e alle giovani che ci ascoltano? Ma io tra virgolette, di cuore consiglierei in primo luogo di non abbattersi subito, nel senso che io devo essere sincera, quando ho iniziato la pratica mi sono resa conto che il lavoro che io facevo anche da praticante, perché comunque un praticante viene messo alla prova, non è che gli vengono date carte da fotocopiare, viene messo a lavorare, quindi un praticante lavora, ovviamente c'è sempre una persona che lo controlla, però lavoro sostanzialmente. E io inizialmente diciamo che mi sono spaventata dalle responsabilità che il mio ruolo aveva, nel senso il mio lavoro incideva sulla cosiddetta vita quotidiana delle persone. Un consulente del lavoro incide su quella che è la vita quotidiana di un lavoratore dipendente. Perché? Perché comunque va a indirizzare quello che è il rapporto tra il lavoratore dipendente e un datore di lavoro, quindi diciamo che incide ovviamente all'interno di questi rapporti. E di conseguenza io mi ricordo che iniziata la pratica mi ero spaventata, mi ero fermata tra virgolette ai primi ostacoli, però ho ragionato bene, ho detto cavolo, non è che posso al primo ostacolo bloccarmi. E sicuramente un ruolo fondamentale l'hanno avuto le cosiddette dominus, quindi coloro che ti guidano nella pratica, quindi le consulenti senior dello studio che sono lì e che hanno il ruolo di formarti. E quindi consiglio sicuramente ai giovani, diciamo, neopraticanti, in primo luogo di non abbattersi, perché è normale che all'inizio uno venga spaventato da tutte quelle nuove responsabilità che si hanno, perché alla fine entriamo nel mondo del lavoro e capiamo quelle che sono le vere conseguenze anche dei nostri errori, che non è una bocciatura all'esame, ma è un qualcosa di più serio, cioè possiamo dirlo. Può arrivare anche una responsabilità professionale che ha un impatto economico. Esatto, quindi. Esattamente. Quindi però uno non si deve fermare a quello, perché io mi ricordo, ecco, una cavolata che può essere per me oggi, però mi ricordo quando ho dato la consulenza a una giovane a quei tempi non era ancora diventata mamma, ma era la dipendente di un'azienda, che mi chiedeva come fare la richiesta all'ispettorato del lavoro per la maternità anticipata. E io le ho spiegato, erano le prime consulenze piccole, no? E io le ho spiegato tutto l'iter, come andare, come fare. E mi ricordo la sera che lei mi ha scritto una mail di ringraziamento. E io ero, oh mio Dio, che bello! E da lì ho visto che quelle cose che magari noi abbiamo studiato e che abbiamo visto solo veramente nella teoria, quando si concretizzano e quando veramente capisci che tu con il tuo impegno, alla fin fine, con il tuo studio, davvero incidi in qualche modo sulla vita delle persone e queste ultime ti ringraziano, allora lì inizi a capire, cavolo, non sono solo appunto, come diceva lei, stress e a volte down, ma ci sono anche tante soddisfazioni, che in quel caso era un piccolo ringraziamento, però da lì iniziano sempre ad essere più grandi quelle soddisfazioni, ad apportare più felicità. Quindi ecco, sicuramente non abbattersi e capire se effettivamente però il lavoro che noi stiamo andando a fare ci soddisfa, perché a me soddisfava quel ringraziamento, magari qualcun altro vede che dopo 2 o 3 ringraziamenti comunque vede che non è la strada giusta. A mio avviso, non dico di mollare subito, però rendersi conto anzitempo che forse non è la cosa adatta per me e cambiare, provare altro, senza arenarsi, ecco. Quindi nella pratica lei dice che ci sono momenti di difficoltà e anche momenti di grande soddisfazione, ma qual è il percorso preciso per diventare consulenti del lavoro? Che cosa consistono gli esami? Che esami ci sono? Che materie chiedono?
Allora, alla fine per diventare insomma consulenti del lavoro l'iter diciamo, è ben preciso alla fine. Diciamo, quello che ho seguito io è sicuramente stato, una volta laureata, ho in primo luogo cercato uno studio nel quale andare a fare la pratica. Quindi una volta che mi sono laureata ho iniziato a cercare uno studio nel quale svolgere la mia pratica di 18 mesi. Raccomando sempre di scegliere con cautela lo studio nel quale fare la pratica, perché secondo me incide molto anche il team di studio che ci circonda. Quindi io ho avuto e ho la grandissima fortuna, perché continuo a collaborare nello studio dove ho fatto la pratica, di avere davvero un team che mi ha accolta a braccia aperte e tuttora mi sostiene davvero molto. Quindi ho trovato lo studio nel quale fare la pratica, mi sono recata all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine, in quanto sono iscritta, appunto, non l'ho detto prima, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Udine come consulente del lavoro, e all'Ordine dei Consulenti, appunto, mi hanno iscritta al registro dei praticanti. Quindi un nuovo praticante, scelto lo studio dove fare la propria pratica, viene iscritto al registro dei praticanti e da lì inizia tutto il percorso dei 18 mesi. E durante questi 18 mesi l'Ordine organizza diversi corsi nei quali vengono affrontate tutte quelle materie che verranno affrontate sia all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione e ovviamente che ci servono sia anche in quello che è il nostro lavoro, quindi il diritto del lavoro, previdenza sociale, diritto tributario, ragioneria, quindi contabilità, diritto civile, diritto amministrativo, quindi diritto penale anche, quindi ci sono diverse branche del diritto che vengono piano piano affrontate, alcune di più, alcune di meno. Poi io quest'anno ho avuto sicuramente lo svantaggio di avere l'esame nel periodo Covid, quindi è stato un anno un po' travagliato perché tra il Covid, tra la possibilità di non vedersi, tra lo slittamento degli esami, che ovviamente era dovuto alla pandemia, abbiamo avuto un po' di difficoltà, però l'Ordine è sempre stato lì, insomma, a sostenerci, ad aiutarci nell'affrontare l'esame. Senta, io generalmente ai miei laureandi, alle mie laureande, quando poi tornano a salutarmi, quindi faccio un grande in bocca al lupo per il loro futuro, dico ricordatevi queste 3 caratteristiche che secondo me sono vincenti poi durante il percorso universitario, ma in particolare nel mondo del lavoro. E su questo chiedo poi anche l'opinione del dottor Balloch. Io dico sempre determinazione, abnegazione e umiltà. Che cosa ne pensate? Prima la dottoressa Bosic e poi il dottor Balloch. Sono le mie parole vincenti. Vediamo se le condividete oppure se le sostituite con qualche altra parola. Determinazione, abnegazione e umiltà. Io le condivido perché io come persona per raggiungere degli obiettivi non mi sono mai posta l'obiettivo finale, nel senso, io per diventare consulente del lavoro, che io sono una giovanissima consulente del lavoro, ho ancora tanto da imparare, quindi a volte non uso forse neanche tanto il termine consulente del lavoro perché ci sono consulenti con anni e anni di esperienza più di me, quindi a volte mi spaventa addirittura questo termine, però io dico, ho iniziato questo percorso e non ho puntato subito ad arrivare in cima, ho puntato sempre ad arrivare a dei piccoli obiettivi, quindi per me l'umiltà sta anche in questo, a non voler diventare subito qualcuno, ma a crearsi dei piccoli obiettivi e determinarsi nel raggiungere quei piccoli obiettivi. Quindi per me la prima sfida era, bene, trovo uno studio nel quale svolgere la mia pratica e quando l'ho trovato ero la più felice al mondo. Poi, step successivo, bene, vediamo i primi 6 mesi di pratica, vanno bene, non vanno bene? Quindi è quello, cioè determinarsi tanti piccoli obiettivi con l'umiltà di capire che non è che si può subito arrivare in cima, ma ci vogliono tanti step per un domani arrivare all'obiettivo finale, che non può essere magari subito preimpostato, ma
nel percorso, secondo me, uno poi capisce bene se quell'obiettivo è raggiungibile o no. Dottor Ballo, quali sono le sue parole chiavi? Ma guardi, intanto buonasera. Io mi ritrovo molto nelle parole che ha indicato, cioè abnegazione, soprattutto abnegazione e determinazione, perché in questo lavoro non si finisce mai di imparare, cioè nel senso che alla fine dei conti non è un lavoro statico, è un lavoro che ogni giorno, cioè quindi veramente ogni giorno, soprattutto in questo periodo qua, vi è sempre una produzione normativa che ci costringe a imparare cose nuove, ci costringe a studiare, ci costringe a essere determinati nel nostro lavoro e quindi l'abnegazione viene di conseguenza, cioè nel senso bisogna essere veramente pronti a questa sfida che il legislatore e a ogni cambio di maggioranza, soprattutto sul lavoro, perché è un campo veramente molto utilizzato da parte della politica, proprio per anche i cambiamenti che vengono fatti e alla fine dei conti si è costretti a continuare a studiare, ma è un bello studio secondo me, soprattutto perché ti dà la possibilità di crescere sempre, di dare soluzioni innovative anche ai clienti. Dare, come diceva appunto la collega Bosic, e dare la possibilità ai dipendenti, perché noi abbiamo un ruolo di terzietà rispetto a, è vero che ci paga l'azienda perché siamo consulenti del lavoro che ci paga l'azienda, ma noi non dobbiamo, come consulenti del lavoro, non abbiamo l'onere unicamente di seguire quello che vuole l'azienda. Determinate aziende cercano sempre, ovviamente, di abbassare, diciamo così, il costo del lavoro, ma noi siamo garanti anche del lavoratore. Non possiamo essere ovviamente l'unica parte del datore di lavoro. E quindi poi per quanto riguarda l'umiltà bisogna assolutamente averla, ma penso che valga per tutti i lavori, perché effettivamente essere e sentirsi su un piedistallo rispetto agli altri secondo me non è mai la cosa giusta, perché c'è sempre qualcosa da imparare, c'è sempre qualcosa da poter assimilare dagli altri e quindi non si è mai arrivati, soprattutto in un lavoro e comunque in una professione come la nostra che è sempre in continua evoluzione. Certo. Voglio ricordare a chi ci segue che il dottor Ballock, consulente del lavoro, è anche consigliere dell'ordine di Udine, sì, dei consulenti del lavoro di Udine. Sì, sono consigliere da 2 legislature e mi occupo tra le altre cose appunto anche della formazione, oltretutto per quanto riguarda i miei colleghi e ovviamente anche voglio lanciare anche una freccia, sono anche componente dell'associazione Giovani Consulenti del Lavoro, perché i giovani consulenti del lavoro, noi siamo giovani fino a 45 anni, quindi anche di più, assolutamente, però limite tecnico è il 45. Che conta, è lo spirito. Esatto, assolutamente. E comunque sì, faccio parte, abbiamo fatto anche questa associazione giovani che è radicata in tutte le province quasi, e quindi è un altro modo, come sempre diceva la mia giovane collega che fa parte appunto dell'associazione giovani, un altro modo per non sentirsi soli all'interno della professione, perché anche i praticanti vengono attirati in questa associazione giovani che dà una mano appunto ai giovani colleghi. Ecco, possiamo dire, è un'associazione giovani che contiene più giovani e giovani, non meno. Esatto. Prego Gianluca, fai una domanda. No, io chiederei al dottor Ballo, visto che qua abbiamo il piacere di averlo qua con noi, se c'è la possibilità di iniziare anticipatamente la pratica del consulente del lavoro prima della laurea, che forse interessa ai nostri ascoltatori. Assolutamente sì, perché il nostro ordine, insieme all'Università degli Studi di Udine, ha sottoscritto una convenzione proprio con l'Università e il Dipartimento di Scienze Giuridiche per anticipare il periodo di praticantato. Quindi quando all'ultimo anno del proprio percorso di studi si può utilizzare la possibilità di iniziare il praticantato, quindi per 6 mesi, presso uno studio di consulente del lavoro.
Questo permette al tirocinante, che è anche studente, di effettuare la pratica di questi 6 mesi, che poi verrà scontata nell'eventualità di un'iscrizione effettiva al registro dei praticanti, e quindi la pratica effettiva verrà scontata, e quindi rimarranno solamente 12 mesi per arrivare alla fine della pratica. Quindi diciamo che un'anticipazione, e anche e soprattutto è una possibilità da parte dello studente in corso nel suo corso di studi, di capire esattamente se effettivamente c'è la possibilità di continuare un percorso all'interno del diritto del lavoro in primis. Poi ovviamente c'è sempre il diritto della legislazione sociale, diritto tributario, perché anche noi consulenti possiamo fare anche, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, i commercialisti, ecco, perché anche noi abbiamo diritto tributario anche come addirittura come esame, proprio come esame, oltre che il diritto del lavoro. E quindi direi che questa convenzione, che è stata rinnovata ed è valida per il momento fino al 31 di dicembre del 2021, poi ovviamente è sempre stata rinnovata triennalmente, è un'ottima opportunità per gli studenti di anticipare appunto e capire esattamente qual è la possibilità. Gli studi dei consulenti del lavoro, c'è questa convenzione, anzi chiedo scusa, l'università comunica annualmente i nominativi degli studenti che vogliono fare questo percorso, in maniera tale da inserirli all'interno degli studi che cercano praticanti, perché questa professione è, diciamo, abbastanza giovane, e quindi ha anche molte possibilità di crescita, e quindi siamo, diciamo, piccoli tra virgolette, perché effettivamente a livello nazionale non arriviamo neanche a 30.000 iscritti, però sono tante le opportunità che sono rivolte alla categoria dei consulenti del lavoro. Ma questo lo chiedo a entrambi, anche per dare, diciamo, dei punti fermi agli studenti che ci ascoltano, alle studentesse che ci ascoltano. Di che cosa si occupa il consulente del lavoro nel suo quotidiano? Non so se vuole iniziare la dottoressa Bosic o il dottor Ballock. Per cavalleria la collega. Allora, io come giovane, diciamo, consulente del lavoro mi occupo di che cosa? Diciamo che in primo luogo di elaborazione buste paga, quindi vado a seguire tutto quello che è l'iter di elaborazione del cedolino paga, vado per conto delle aziende clienti dello studio e vado a eseguire tutto quello che è il collocamento, quindi le assunzioni dei lavoratori per conto delle aziende. Vado altresì a seguire tutte quelle che sono i contenziosi, quindi diciamo le procedure di licenziamento nei confronti dei lavoratori, o comunque tutte quelle che sono le contestazioni, e vado a svolgere anche un ruolo, ma come un po' tutti i consulenti, di supporto psicologico ai clienti, soprattutto in questo periodo dove siamo stati fondamentali, diciamo, protagonisti di tutto quello che è l'iter di richiesta delle casse integrazioni. Quindi nell'ultimo anno io mi sono davvero molto occupata di tutto quello che è l'iter di richiesta delle casse integrazioni quotidianamente, anche seguendo tantissimi pubblici esercizi, quindi aziende che operano nel settore della ristorazione. E quindi oltre a un supporto tecnico e proprio consulenziale mi sono anche occupata di un sostegno anche veramente morale, perché credo che il consulente Ballock diciamo, confermerà le mie parole. Noi consulenti siamo delle persone che supportano nel quotidiano i nostri clienti, quindi datori di lavoro. E dalla domanda magari più stupida, dalla classica domanda: ma senti, come lo assumeresti questo lavoratore? Come lo inquadreresti guarda, è successo un problema in azienda, mi chiami, è sabato e domenica, ma non importa, mi serve un tuo parere, perché comunque abbiamo a che fare con esseri umani e persone, quindi c'è sempre anche un ruolo di sostegno, ecco, all'interno del nostro quotidiano. Sì,
oltre a quello che diceva la collega, diciamo che il consulente del lavoro si occupa anche di consulenza previdenziale, quindi fa anche, diciamo, aiuta il dipendente o comunque anche il proprio cliente, quindi anche l'imprenditore, a valutare i termini delle prestazioni pensionistiche, quindi come andare in pensione, se ci sono delle scappatoie per l'anticipo della pensione, vabbè, tutte queste cose qua che appunto sono un'ulteriore possibilità che è nata poco tempo fa, sinceramente, quindi è una nuova branca che ovviamente il nostro ordine ci ha dato la possibilità a livello nazionale di specializzarsi. Tra le altre cose appunto ci sono anche dei corsi che organizza l'ordine proprio di specializzazione per questa cosa qua. Poi abbiamo anche la possibilità comunque di fare di svolgere la professione diciamo così del commercialista, lasciatemi passare questo termine tra virgolette da bar, perché effettivamente noi abbiamo la possibilità di effettuare dichiarazioni IVA, tenuta dei libri contabili, dichiarazioni dei redditi, abbiamo la possibilità appunto di fare i 730, cioè c'è una vastità enorme di campi, e non dimentichiamo anche la sicurezza sul lavoro. Noi consulenti abbiamo anche la possibilità di fare i responsabili della sicurezza sul lavoro, quindi difatti ci sono colleghi che si sono specializzati solamente in questo. Altre cose che possiamo dire come ha detto, noi effettivamente siamo anche psicologi, se non anche preti per le confessioni, perché effettivamente ho avuto a che fare con clienti che si sono veramente confessati. Noi abbiamo il segreto professionale, quindi siamo forse addirittura meglio dei preti, quindi da questo punto di vista, lasciatemi passare la battuta. Ci sono tante, appunto, sono tante le competenze che ha il consulente del lavoro, e scoprendo questa professione effettivamente, io tra le altre cose, nonostante sia da 11 anni che faccio questa professione, diciamo che non le ho scoperte ancora tutte, quindi anche perché è talmente vasto il mondo che delle possibilità effettive che è anche difficile farle tutte, perché si rischia di fare un bel minestrone se si cerca di fare qualsiasi cosa. Ecco. L'importante è la specializzazione in questo campo. Diciamo che questo suo discorso spero che induca, se ci sono gli studenti dei miei corsi, a capire quanto è importante studiare già all'università diritto del lavoro, diritto sindacale, diritto alla previdenza sociale, tutte materie che insomma, la sicurezza sul lavoro, materie che noi proponiamo ai nostri studenti e che ovviamente diciamo, pretendiamo da loro un certo livello di competenze. Poi il feedback, come potete immaginare, non è sempre al massimo, però io dico cogliete l'occasione per studiare queste materie, tanto comunque se farete queste scelte poi professionali, queste materie vi trovate, quindi quantomeno sarebbe meglio mettere dei mattoncini su cui poi costruire. Io direi facciamo ancora un paio di domande, poi lasciamo invece la possibilità a chi ci ascolta di fare delle domande. Allora inizio una domanda, poi ne farà una Gianluca Picco. Allora, io chiedo a entrambi questa cosa, da due punti di vista diversi però, perché chiedo alla dottoressa Bosic una opinione da donna consulente del lavoro, perché ovviamente adesso lei è molto giovane, è entrata in questo mondo, però penso che abbia cominciato a farsi delle idee su come si lavora, i ritmi, e quindi anche ipotizzare un suo futuro, che potrebbe essere un futuro anche da madre, da conciliare con le attività lavorative. Quindi tutte quelle cose che avete studiato, le nostre lezioni sulle problematiche della conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, personale, privata, di cura, penso che stiano cominciando a concretizzarsi, quantomeno come idea, quindi quantomeno lei avrà verificato, anche guardandosi intorno, guardando alle consulenti del lavoro che ha conosciuto, quali sono le difficoltà che le donne possono incontrare proprio dal punto di vista anche gestionale,
senza considerare che magari potrebbe già raccontarci di qualche atteggiamento discriminatorio o viceversa, qualche piacevole sorpresa in cui non ha ancora incontrato nessuna ostilità, nessun pregiudizio, nessuno stereotipo. E questa è la domanda per lei. Faccio anche già la domanda al dottor Balloch, perché come consigliere dell'ordine dei consulenti del lavoro, sicuramente lei potrà dirci che le donne negli ultimi anni sono molto aumentate. E allora vorrei chiedere a lei, questa femminilizzazione della professione ha portato qualche cambiamento oppure no? Quindi due punti di vista diversi. Quindi prima, dottoressa Bosic. Allora, io ho avuto delle grosse sorprese positive, devo essere sincera, e ho avuto soprattutto delle sorprese positive del rapporto che c'è tra donne e donne, che a volte non è molto collaborativo, ma invece in questo mondo ho capito che c'è grande collaborazione, perché faccio un esempio concreto di quello che ho visto all'interno dello studio dove collaboro io, ma anche in tanti altri studi. Quando una mia collega va in maternità, non si crea un problema perché? Perché ad esempio a livello pratico diciamo bene, il lavoro che faceva quella persona ce lo smistiamo per il periodo che quella persona è assente, non facciamole pesare la sua assenza, ci impegniamo e smistiamo la sua mole di lavoro sugli altri. Perché? Perché sappiamo che, essendoci davvero tante donne in questo mercato, prima o poi tutte vogliamo avere la nostra vita e di conseguenza si punta a dire ok, mi impegno di più adesso, aiuto la mia collega adesso, perché un domani servirà una mano a me. Quindi io ho visto davvero questo atteggiamento tra le donne che mi ha sorpreso davvero molto in positivo. Io personalmente svolgo questa attività da libera professionista perché ho deciso, io anche se sono molto giovane, ho una mentalità molto aperta su quello che è il ruolo della lavoratrice e della lavoratrice mamma, quindi queste due cose a mio avviso è importante che coesistano. Io ho deciso di, diciamo, svolgere questa professione come libera professionista e di un domani, anche quando avrò una famiglia, poter organizzarmi al meglio la mia vita lavorativa e la mia vita, diciamo, privata, perché sicuramente non è facile, ci sono dei ritmi a volte davvero molto stressanti, molto impegnativi, che a volte ti portano ad arrivare a casa ancora con la testa al lavoro. Però penso che sia il lavoro di molti professionisti, un lavoro che spesso non ti molla quando arrivi a casa. Quindi a volte è questa la prima sfida, cercare di separare le due cose, a mio avviso. Però, quindi ecco, sicuramente può essere quello inizialmente un problema un domani, soprattutto per le donne che diventeranno un domani mamme, cercare di dividere le due cose. Ad esempio io sono una persona che quando torna a casa prende il computer e continua a lavorare, ma ho 24 anni ed è normale alla mia età, ma un domani dico cavolo, non posso tornare a casa, avere la casa piena di bambini, aprire il computer e continuare, devo per forza imparare a staccare e darmi dei ritmi. Però un bel cammino a una casa piena di bambini non si sente molto spesso, visto che siamo ormai nella società della denatalità, quindi mi auguro che poi lo faccia sul serio. Guarda, io tra una decina d'anni, vediamo quanti bambini è riuscita a fare. No, guarda, io scherzo sempre, io sono origini serbe, quindi... È stupendo, io mi sparerei, ma è stupendo. A me basta una, per me è già un carico enorme, quando sono in due con l'amichetta già mi sento in affanno. Dottor Balloch. Eccoci, allora, no, per quanto riguarda come diceva lei, la femminilizzazione della professione dei consulenti del lavoro, no, noi siamo una professione che effettivamente sta vedendo la nascita delle quote azzurre, perché le donne sono sempre in misura maggiore, stanno aumentando sempre di più e devo dire che effettivamente è una professione che calza bene una donna, perché bisogna avere tanta pazienza, cioè veramente bisogna avere tanta pazienza, bisogna avere veramente una dose di
anche di calma e diciamo così, di cercare appunto una soluzione che è tipica delle donne, cioè nel senso, alla fine dei conti la donna ascolta e la donna riesce ad avere a calmare, diciamo, chi è dall'altra parte. Effettivamente noi, diciamo, il nostro ordine è guidato da una donna. La nostra presidente, la dottoressa Calderone, è alla guida del nostro ordine da più di 10 anni, è stata sempre riconfermata all'unanimità, cioè proprio e siamo molto fortunati ad averla. La nostra presidente oltretutto è donna, è mamma e oltretutto è anche presidente del CUP, quindi del Comitato Unitario delle Professioni, è presidente anche del Comitato Unitario delle Professioni a livello europeo, quindi cioè, effettivamente noi abbiamo tante donne nei posti che, diciamo, nelle stanze dei bottoni. Ci sono tante presidenti di ogni ordine provinciale che appunto sono donne, ci sono consigliere nazionali che sono donne che svolgono un lavoro veramente favoloso, e devo dire che questa professione qua non penso e non ho mai avuto neanche la possibilità di proprio non ho mai visto qualsiasi forma di discriminazione dal punto di vista sessista del termine, perché effettivamente è una professione che si adatta a qualsiasi, soprattutto alle donne, ma noi uomini non è che abbiamo mai discriminato, almeno dal mio punto di vista, perché da quello che conosco io, perché ovviamente anche all'interno del nostro ordine, facendo il consigliere, ho conosciuto tante colleghe e tanti colleghi, ma non c'è mai stata nemmeno una volta neanche un sentore, che dovrebbe essere normale, tra le altre cose, dovrebbe essere assolutamente normale, però ovviamente purtroppo siamo abbiamo delle voci che appunto ci arrivano che invece sembrerebbe che non lo sia, quindi devo dire effettivamente che veramente fra poco, perché siamo 51% uomini, 49% donne, fra poco toccherà andare in minoranza, ma non è assolutamente un problema, anzi. Bene, questo è molto bello anche perché appunto parliamo a tante studentesse che saranno molto interessate anche a questo sbocco professionale, quindi è importante anche dare questo segnale di una professione che si possa appunto conciliare con delle scelte di vita che sono fondamentali e anche possibilmente con una casa piena di bambini. Gianluca, l'ultima domanda. Anch'io estendo la domanda ad entrambi. Allora, quanto e come ha inciso il Covid sulla vostra professione? E quali potrebbero essere le competenze nuove richieste al consulente del lavoro del futuro? Beh, questa domanda penso che ci faccia sempre sorridere, perché credo che quest'anno il Covid ha un po' stravolto quello che è il nostro lavoro ordinario, nel senso al lavoro ordinario si è aggiunto tutto quello che è il lavoro straordinario legato proprio alle richieste delle casse integrazioni. Quindi noi siamo stati i soggetti che hanno svolto tutto quell'iter procedurale con l'obiettivo di andare a richiedere i sostegni economici per i lavoratori dipendenti delle aziende. Quindi ovviamente ha inciso moltissimo sul nostro carico lavorativo, e però ci ha anche, diciamo, ha dato la possibilità di farci conoscere un attimino di più anche all'interno del mondo del lavoro, perché tanti professionisti hanno capito anche il ruolo che un consulente del lavoro ha e soprattutto che ha avuto in questo anno, quindi sì, ha inciso davvero tanto, però io trovo anche un lato positivo che è quello di aver dato luce un po' a questa professione. Sì, esatto, concordo con la collega per quanto riguarda appunto quest'ultima riflessione, perché effettivamente fino a poco tempo fa, diciamo fino a prima della pandemia, il consulente del lavoro chi è? Era la domanda, effettivamente, perché come dicevo in apertura, noi siamo neanche 30.000, anzi siamo 27.000 consulenti del lavoro in tutta Italia. Quindi cosa ha cambiato il Covid? Questo innanzitutto, la percezione del fatto che c'è una professione
che gestisce circa 8 milioni di rapporti di lavoro in tutta Italia e che quindi ha diciamo sulle spalle 8 milioni di persone con le rispettive famiglie tante volte. Quindi abbiamo questa responsabilità qua e il Covid ci ha fatto conoscere più di quello che avremmo potuto fare comprando pagine di giornali. E per quanto riguarda le competenze del futuro, mi riallaccio al Covid, nel senso che ci chiedono di fare i cartomanti, perché effettivamente ci chiedono di prevedere cosa farà il legislatore, ma questa è una battuta. Le competenze del futuro diciamo che saranno quelle che si punterà ovviamente che questa pandemia ha anche dato, sono le competenze digitali. Effettivamente da questo punto di vista tanti consulenti che purtroppo hanno iniziato la professione quando è nata, diciamo così, negli anni 70, si sono trovati in affanno, cioè proprio è una cosa che ho notato tanto e sono stati anche aiutati anche da noi, devo dire anche da noi più giovani, per dare una mano, perché effettivamente hanno avuto veramente grossi problemi. La digitalizzazione deve essere un mantra, perché effettivamente ormai è destinata a essere una cosa che è insita in quasi tutti i lavori, perché non può essere altrimenti. Certo. Concordo assolutamente. Allora, io adesso direi, sono passati 50 minuti, che è il momento di sentire se ci sono delle domande che possono essere poste nella chat, possono essere poste soltanto a voce, potete palesarvi e fare una domanda. Dico agli studenti e alle studentesse che sono online, fatevi coraggio, insomma, questo è il momento, non è un'interrogazione, non vi mettiamo un voto, parlate pure. Ecco, vedo già ecco, abbiamo un po' di domande, benissimo. Giuseppe, vuoi gestire tu le domande, visto che sei adesso perfetto? Sì, va bene Valeria, grazie. Intanto ringrazio per come è stato condotto questo evento, davvero in modo molto spigliato dalla professoressa Filin, ma non avevo dubbi, nessuno aveva dubbi su questo, e anche per la passione che dimostra la dottoressa Bosic per la sua professione, e questo anche il dottor Balloch ovviamente. E come sempre chi è appassionato è anche appassionante, e quindi ho pensato che se rinasco faccio il consulente del lavoro. Detto questo... Ma poi ti interrogo io, allora forse non faccio il consulente del lavoro. Ok. Niente, do la parola al primo che ha alzato la mano. Io non vedo i nomi di nessuno, quindi non so a chi rivolgermi sinceramente. Sì, c'è Asia Di Lorenzo innanzitutto. Bene, la parola ad Asia Di Lorenzo, prego. Buonasera, buonasera. Allora, innanzitutto volevo ringraziare la dottoressa Bosic e il dottor Bollock per questo intervento più che interessante. E volevo chiedere, dato che appunto prima la dottoressa stava parlando del percorso insomma, che ha svolto durante il praticantato, e ha menzionato delle materie, dei corsi da seguire. E volevo sapere se questi corsi si trattava di qualcosa di nettamente separato dall'università. Mi pareva lei avesse menzionato diritto penale, tributario, oppure si tratta di delle materie che, se già svolte all'università, diciamo, vengono comunque tenute in considerazione. Allora, i corsi che io svolgevo venivano tenuti proprio dall'ordine dei consulenti. E deve tener conto che l'ordine dei consulenti del lavoro di Udine, ma comunque gli ordini provinciali, vanno ad accompagnare il praticante in quello che è lo studio per l'esame di Stato, per l'esame di abilitazione. Quindi i corsi venivano organizzati ad esempio dal dottor Ballo, che da tutti i suoi colleghi dell'Associazione Giovani, e andavano a trattare per una durata di circa 6 mesi, 1-2 volte alla settimana, le diverse materie che sarebbero poi state affrontate da noi durante l'esame. Quindi sia proprio con lezioni in presenza quando il Covid ancora non era presente, sia con meeting online, come in questo caso ad esempio, e anche con tutto quello che è il materiale. Quindi l'ordine ci forniva anche proprio il materiale di studio, schede pratiche, esercitazioni, incontri nei quali esercitarci, simulare esami, quindi ecco, erano sicuramente quelle alle quali mi riferivo.
Ok, grazie mille, molto gentile. Bene, adesso possiamo dare la parola a Eleonora Granziol. Ora riesco a vedere gli studenti. Prego. Buonasera, io sto svolgendo la pratica anticipata, sono ai miei primi 6 mesi e volevo sapere se c'è qualche suggerimento per il futuro esame di Stato. Beh, scusa Vania, suggerimento, io sarò il commissario d'esame quest'anno, quindi però in questo caso non ci potremo incontrare visto che dovrei fare ancora un anno. No, suggerimento, io penso che la Vania potrà dartele assolutamente, perché lei è quella che ha svolto la pratica poco fa. Allora, suggerimento, come ho detto prima, suggerimento il confronto con i colleghi praticanti, quindi quello che è il non isolarsi dai gruppi di studio, il partecipare a tutti quelli che sono gli incontri che l'ordine propone. L'ordine propone questi incontri, queste esercitazioni, ma lo fa con uno scopo preciso: permettere ai propri praticanti di abilitarsi. L'ordine non è lì per andare a scoraggiare i propri praticanti, ma l'obiettivo di far passare l'esame al praticante. Ovviamente non regalare l'esame, ma fornirgli la preparazione. Quindi so che magari ci saranno delle giornate in cui uno dice: oddio, sono piena di lavoro fin qua, non ho voglia di andare a seguire la lezione, però assolutamente non farsi scoraggiare, prendere, partire, andare e seguire ovviamente tutte le lezioni, perché ci saranno tanti piccoli consigli che vedrà le saranno fondamentali all'esame, soprattutto il dialogare, il mettere in pratica attraverso proprio dei colloqui di prova tutte quelle che sono le conoscenze che lei ha sviluppato, quindi partecipare e confrontarsi con i suoi colleghi praticanti. Va bene, grazie mille. Altre domande? Nell'attesa che qualcun altro alzi la mano, una domanda la faccio io alla dottoressa Bosic. Questo incontro nasce a partire da un incontro fortuito in un bar un sabato pomeriggio di gennaio, e così io scopro che la dottoressa Bosic è già consulente del lavoro. Bene, quel giorno, parlando del più e del meno, lei mi disse che questo è un percorso che può permettere notevoli gratificazioni professionali. Insomma, avete molto lavoro e siete in non moltissimi. Ecco, vorrebbe approfondire questo punto per indurre magari qualcuno o qualcuna tra i presenti a prendere in considerazione a maggior ragione il percorso del consulente del lavoro. Grazie. Allora, il consulente del lavoro sicuramente, ad esempio in Friuli, siamo in pochi, siamo veramente, quest'anno io ho visto anche, mi sono confrontata sinceramente con i ragazzi della mia età, i ragazzi che si sono laureati, diciamo, i miei stessi anni, e ho visto che abilitati e poi iscritti siamo stati veramente pochi quest'anno. Ma reputo che questa figura, soprattutto con l'avanzare degli anni, sarà fondamentale all'interno dell'azienda, quindi sempre più aziende stanno esternalizzando quella che è la gestione del proprio personale, sia a livello di elaborazione buste paga, sia a livello di consulenza, che possa essere previdenziale, lavorativa o comunque consulenza nell'ambito di quella che è la sicurezza del lavoro. Stanno esternalizzando tutti questi servizi agli studi di consulenti del lavoro, e di conseguenza sicuramente consiglio di intraprendere questa carriera professionale, in quanto il mercato lo richiede, io lo vedo quotidianamente che c'è davvero tanta richiesta di questa professione, sia negli studi ma anche nelle aziende, devo essere sincera, perché una figura consulenziale serve sempre. E come ho detto prima, oggettivamente siamo in pochi, quindi io penso a un futuro nel quale i vecchi colleghi ovviamente abbandoneranno piano piano la professione, e oggettivamente rimarremo in pochi, quindi ecco, assolutamente un mercato sul quale puntare magari i propri studi.
È una giovane rottamatrice, la dottoressa Bosic, già sta pensando ai vecchi colleghi, non definiamo il concetto di vecchi colleghi, va? Esatto, assolutamente, ci mancherebbe altro perché sennò qua... Comunque a me mancano 22 anni per la pensione, quindi ho già fatto tutti i calcoli perché sono consulente del lavoro e quindi io mi sono fatto già i calcoli. No, comunque a proposito mi riaggancio appunto alla Bosic e faccio soltanto una digressione, nel senso che alla fine dei conti effettivamente il nostro lavoro è sempre più richiesto perché le aziende chiedono consulenza perché è diventato un po' tutto più complicato, però insomma questo è il nostro lavoro, cioè dare delle soluzioni ai problemi delle aziende, quindi effettivamente c'è anche il dato anagrafico purtroppo che ovviamente per tutti, perché essendo una professione che non era conosciuta ai più, io tra le altre cose apro una parentesi, mi sono innamorato del diritto del lavoro grazie alla professoressa Filì e alla professoressa Brollo, perché io fino all'esame di diritto del lavoro non sapevo che cavolo ero il consulente del lavoro e quindi dopo mi sono informato e appunto grazie all'università ho avuto questo innamoramento, quindi direi proprio che effettivamente questa professione può solo che aumentare nel senso della possibilità di sbocchi occupazionali. Attendendo ancora altre domande, magari ne faccio un'altra. C'è un nostro oramai antico studente che è diventato consulente del lavoro 3-4 anni fa e di lì a qualche mese è stato chiamato dalla Danieli per un colloquio. Non è stato lui a inviare il curriculum, sono stati loro che, sapendo che era diventato consulente del lavoro, l'hanno chiamato e l'hanno immediatamente assunto e anche con uno stipendio elevato, devo dire. Quindi questa è un'altra possibilità che si apre a chi diventa consulente del lavoro, vero? E lo chiedo in particolare al dottor Ballo, che credo abbia più esperienza. Se vuole rispondere anche Vania, ovviamente, va benissimo. Grazie. Sì, sì. È assolutamente vero quello che ha detto. Effettivamente, come dicevo prima, le aziende, soprattutto quelle più strutturate, hanno sempre più necessità di avere una figura interna che possa dare della consulenza. Perché effettivamente diciamo che, tra virgolette, l'elaborazione dei cedolini paga non è la priorità per le aziende, soprattutto più strutturate. Non è la priorità perché quelle, diciamo tra virgolette, che lo può fare chiunque, ovviamente chiunque nel senso che sia abilitato oppure lavori appunto all'interno della struttura stessa. Però effettivamente la consulenza del lavoro è una consulenza che è veramente sempre più richiesta dalle aziende strutturate. Ho visto negli ultimi tempi varie aziende, vari annunci di richiesta proprio di consulenti del lavoro, non di impiegati, no, proprio di gente iscritta all'ordine, che andasse a lavorare presso le aziende, perché le aziende si stanno, tra virgolette, quelle più strutturate, internazionalizzando, cercano ovviamente nuovi sbocchi nel mercato e quindi vogliono avere la certezza da parte di un professionista che quello che stanno facendo con eventualmente acquisizioni o altre cose, ovviamente per quanto riguarda gli sbocchi appunto del mercato, vogliono avere la certezza che quello che stanno facendo sia corretto, sia la cosa giusta, sia la possibilità per l'azienda di crescere. Quindi serve proprio una figura professionale che si rivolga a questo particolare ramo e branca del diritto. Devo dire che nella mia esperienza effettivamente ho avuto la fortuna sto collaborando con una grossa azienda e ho avuto proprio la fortuna di questo. Loro mi stanno chiedendo sempre più solo ed esclusivamente consulenza, cioè non vogliono minimamente che io tocchi neanche un foglio di carta, vogliono solamente sapere quello che stanno facendo, se è corretto, se non è corretto gli devo dare le spiegazioni del perché sì o del perché no. Quindi grossa specializzazione anche in questi termini. La dottoressa Bosic vuole aggiungere qualcosa?
No, no, concordo assolutamente. Infatti io trovo che diciamo che questa figura, questo ruolo consulenziale, allacciandomi anche a quello che al discorso prima di questo lavoro per le donne, quindi questa figura professionale svolta dalla donna lavoratrice, quindi il ruolo di consulente, mera consulenza potremmo dire, mera per modo di dire, nel senso la mera consulenza è una cosa sempre più richiesta. Ad esempio io sto puntando molto a specializzarmi dalla cosiddetta gavetta, quindi le classiche buste paga, la consulenza quotidiana, perché è quella la base di partenza per un domani poi fare quello che fa ad esempio il dottor Balloch. Quindi è quello, diciamo, il punto di partenza, la piccola consulenza per arrivare alla grande consulenza seria. E come detto prima, appunto, è una caratteristica, un modo di lavorare che si può accompagnare benissimo a quello che è l'impegno di una lavoratrice madre, perché la impegna, certo che la impegna, però la impegna in un certo modo, quindi sì, concordo in pieno. Sono molto contenta di quello che ho sentito, perché abbiamo avuto due punti di vista diversi, uno giovane e l'altro più giovane, che sono molto utili per chi ci ascolta, sia persone che hanno già intrapreso, come abbiamo visto, una pratica anticipata, sia anche chi ha le idee confuse, e può essere anche uno sprone a studiare di più. E lo dico perché fare l'università non basta. Abbiamo capito, abbiamo sentito dalle parole di questi professionisti un qualcosa che noi vi ripetiamo sempre, ma ovviamente è come i genitori, no? Quando parlano non vengono ascoltati, se lo dicono gli altri invece già la cosa si fa più interessante. Quindi abbiamo sentito dalla dottoressa Bosic e dal dottor Balloch che c'è l'apprendimento continuo, la formazione continua, che non si smette mai di studiare. Perché? Perché le professioni intellettuali sono così. Non sarebbero professioni intellettuali, specialmente le nostre, quelle che riguardano materie in continua evoluzione e continuo cambiamento. Sia il diritto del lavoro, sia il diritto tributario, il diritto previdenziale hanno costantemente, no, tutta una serie di novità, di aggiornamenti, di modifiche dovute a tutta una serie di fattori politici oppure come adesso, no, contingenti dovuti alla pandemia, ma alle periodiche crisi economiche e così via. Quindi questo è importante per dire: allenatevi, studiate adesso per studiare dopo, ma lo studio non deve essere vissuto come un qualcosa di, diciamo, che porta sofferenza e stress, è proprio invece deve essere vissuto come un investimento su se stessi, sul proprio lavoro. Quindi grazie per le vostre parole, perché rafforzano quello che il messaggio che quotidianamente noi cerchiamo di dare ai nostri studenti e alle nostre studentesse.